on tour, sempre con qualcosa da imparare, soprattutto con degli ospiti speciali. Io non cambio mai, ma cambiano gli ospiti per fortuna. E oggi abbiamo il grande Alex Brusamento. Ciao Alex. Ciao Fabrizio, ciao. Mi ha portato un argomento interessante. Mai mi sarei aspettato in tutti questi anni in cui ho conosciuto grillers e cucinato nel barbecue, nel grill, alla brace, vari pezzi di carne. Però la gallina di Padova non me la sarei mai aspettata. E invece Lui è riuscito a portarla. Incredibile. hai Bravo. visto? T'ho stupito. Senti, come ti è venuta questa ispirazione? Beh, intanto perché la gallina è uno dei simboli della mia città, Certo. quindi fa parte del nostro retaggio fin da bambini, quindi è un po' questo piatto del ricordo. E anche un po' perché in realtà la gallina, come approccio, soprattutto una gallina di casa, buona, quindi con la carne un po' tenace, con un grasso importante, sapete, quello un po' giallino, Esatto. con una pelle veramente coriacea, proprio le galline di casa, si sposa benissimo con quelle che sono le cotture low and slow, quindi le affumicature molto basse, temperatura molto bassa, in modo tale che il collagene abbia tutto il tempo di sciogliersi, la carne si ammorbidisca e il grassetto della pelle vada a sciogliersi. Hai detto una cosa bella, cotture low and slow, Esatto. quindi basse e lente, no? Esattamente. E un'altra cosa bella che hai detto, perché sapete che abbiamo cucinato anche altri animali di bassa corte, tipo corte. anche le quaglie, no? Abbiamo parlato delle quaglie, abbiamo parlato di volatili, che avevano una pelle, come ha detto Alex, differente dalla gallina, perché guardate la pelle, tenace, ricca di grasso. Fra l'altro questa tipologia di gallina che viene comunque allevata in questa zona è particolarmente pregiata perché comunque sviluppa un muscolo tenace, perché in effetti resta nel cortile per razzola tanto, no? a terra, Certo. ha modo di muoversi e quindi le carni sono più compatte, con appunto un grasso più importante che ci servirà per preservare la carne e i sapori con queste cotture molto lunghe che appunto hanno lo scopo di rendere tutto più morbido e far sciogliere tutto di fatto. Allora, se mi dai qualche segreto, perché credo che in tutta Italia, visto che ci seguono, penseranno che la gallina serve per fare il brodo. In questo caso tu rivoluzioni il concetto, ci mette in grill. Assolutamente. E cosa hai fatto? Allora, in questo caso noi partiamo e andiamo a utilizzare un po' di sale, pepe bianco e un po' di olio. Voilà, sale e pepe bianco. Allora, ma vado a salare un po'? Così? Sì, e facciamo, Proprio- basta pasta appena appena. In più facciamo anche un altro piccolo passaggio che spesso Anche- ci dimentichiamo. anche di là? Prima ti sollevo un po' la pelle, Sì. in modo da permetterti di condire anche la parte interna, altrimenti se condiamo solo sopra la pelle che fermo lì. isola, Vediamo. rischiamo che il condimento non venga assorbito dalla carne. Bravissimo. E mettiamo anche un filettino di rosmarino sotto la pelle, così il grasso prenderà il sapore del rosmarino e andrà ad insaporirci anche la carne in cottura. La giriamo e spostando la pelle nuovamente facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Quindi rifaccio un movimento difficilissimo di irrorare di sale e pepe. Il nostro rosmarino, un filino d'olio fuori sulla pelle, Quella ce l'ho, perfetto, esternamente. esternamente. Vedete che comunque, anche nonostante sia una parte grassa, la parte esterna della gallina va sempre un po' protetta con questa, io la chiamo leggera intercapedine di olio, Di che olio, sì. funge un po' da protettore, protezione, poi quando esatto. si mette in cottura. Prossimo procedimento? Allora, a questo punto la gallina va messa all'interno del barbecue con cottura in diretta, quindi ricordiamo a casa la fonte di calore è spostata rispetto a dove andiamo a appoggiare la nostra gallina, infatti non sentiremo sfrigolare, anche perché la utilizzeremo in una maniera un po' particolare oggi. Senti, ma noi abbiamo parlato della gallina, ma ad esempio la tacchina, la coscia di tacchino, la coscia di pollo, può avere anche seguire questa cottura o no? Assolutamente, anzi, a dire la verità, se pensiamo al tacchino, che fa molto parte della tradizione dei paesi anglosassoni e degli Stati Uniti, è un tipo di carne che, se magari da sola risulta un pochino anonima, Sì. con una giusta nota di affumicatura e di spezie può davvero diventare un piatto molto più completo e che dia una gran soddisfazione. Allora, intanto che tu la metti su, io ti chiedo a proposito della fumicatura, perché qui abbiamo gli strumenti straordinari che potete vedere, insomma, ci danno l'opportunità di poter affumicare volendo con... guarda che spettacolo lì, Dicevo di affumicare con questi strumenti straordinari, Sì. con queste piastre, però se uno a casa volesse affumicare ha solo il forno,
C'è qualche segreto? Allora, sì, si possono trovare delle alternative. Allora, intanto io personalmente non consiglio di utilizzare mai quelle segature, queste cose che vengono un po' presentate come semplici. Come il toccasana di proprio perché bruciano in fretta, fanno poco fumo, ma spesso non abbiamo la certezza di dove derivi. Quindi meglio andare su legnetti, pezzi di legno interi, o adesso si trova anche del pellet da fumicatura. Ah, quindi apposito. Appositamente. È anche sano, senza problemi. È certificato e quindi può essere utilizzato. Un buon modo potrebbe essere quello di creare un piccolo cartoccio con dell'alluminio. L'importante è fare dei piccoli buchi sotto per ossigenare, prendere questi legnetti e con un cannello di quelli piccoli che si trovano anche in tabaccheria, Certo. andare ad accendere questi legnetti. Partirà la fiamma, andiamo a spegnerla con un soffio, i buchi sotto permetteranno un ricircolo d'aria e riusciremo ad avere una piccola affumicatura. Un leggero sentore di Di affumicatura. L'unica nota, fate attenzione perché comunque tende a saturare l'aria, quindi se lo fate nel forno di casa fate sì che la cucina sia anche areata. Senti, tu sei di Padova, insomma, no? Sì, questo ci penso io. Però. Ah, beh, scusatemi. Sì. Però prima di passare a questo, mi spieghi un attimo, perché intanto lui non ha buttato nulla, di mezza gallina in effetti si è portato avanti con questa parte che è la parte del petto, che è anche quella più impegnativa forse, eh? Sì, perché diciamo che quella è un pochino più delicata, nel senso che siamo abituati a considerarla la parte più secca. Consiglio personale, proprio perché nella coscia abbiamo carne rossa, nel petto abbiamo carne bianca, Sì. non c'è niente di male nel separare le due parti e gestire le due cotture in maniera indipendente. Ora, Allora. sposto prima di tutto però la nostra gallina qui, Sì. subito, perché questa è una ricetta che va servita tiepida in quanto affonda le sue radici nell'idea del recupero. Bello. Allora, intanto che tagli... Questo è un del radicchio spadone. Spadone, perfetto. Recupero. Ma ad esempio io volessi chiedere, no? Perché spesso lo predichiamo, lo diciamo, il no waste, il non spreco. Come si fa a recuperare ad esempio la carne di una braciole di maiale che abbiamo cotto a barbecue che magari ci è rimasta per la sera o per il giorno dopo? Allora, nel caso di una bracciola di maiale, soprattutto se era una carne abbastanza magra, si può fare un'insalatina fredda, fare un dressing, quindi andare a utilizzare dell'olio, fare un'emulsione con magari del balsamico, o anche molto semplicemente tagliarla a cubetti, saltarla appena appena con un po' di cipolla e con un goccino di vino ci riusciamo a ricavare un bel sugo, un piccolo ragù di maiale molto in fretta in cui mantecare delle tagliatelle, delle pappardelle. E se invece ho una T-bone steak o una costata? Se Posso invece- oliare intanto? Sì, andiamo ad oliare, sale e pepe. Bene. Qui abbiamo anche la nostra cipolla rossa che andiamo a grigliare solo da questo lato finché si scurisce e poi la fermiamo. Invece il radicchio, che tagliato così è quasi una scaloppa, L'ho vedi, una visto che bistecca. l'hai tagliata nel mezzo, dopo quello ce lo condiamo a crudo, ce lo mangiamo così, del sale e del pepe. Allora, in questo caso, siccome stiamo parlando anche di carne estremamente pregiata, una cosa molto interessante che si può fare è quello di prendere questa carne fredda, tagliarla molto sottile, fare una bella salsa tonnata e riutilizzarla per fare un vitello tonnato bello spinto, con una crosta esterna molto importante, che ci dà anche, se mettete un po' di piccante all'interno della salsa tonnata, riusciamo anche ad avere questo gioco di spezie e piccante. Certo che ne sei uno più del diavolo tu, ma se invece volessi recuperare, adesso vediamo se mi metto un po' in difficoltà, l'osso? L'osso che abbiamo utilizzato. Non so come si fa a recuperare l'osso. Come facciamo a riutilizzare? Si può recuperare un osso? Oh, certo che possiamo riutilizzare le ossa, se ne abbiamo a sufficienza. Prendiamo queste ossa, le buttiamo in padella, le facciamo ritostare, quindi le rosoliamo finché sono calde, con un filettino d'olio e anche 2 verdurette. Andiamo a metterci dentro un goccino di vino che sfuma, dell'acqua fredda, lo facciamo ridurre e abbiamo un fondo bruno, quindi un sughetto di carne super intenso fatto con gli scarti. Senti, ma di dove sei? Io sono di Padova, Sono padovano allora. sono bianco scudato. Bianco scudato, Padova, la città del santo. Eh sì, la città del santo. Allora io ti porto a visitare così, fare un escurso su Padova, ma non solo te, porto anche voi a far visita alla città del santo, una delle città simbolo del Veneto, dell'End of Venice, questa regione meravigliosa. A Padova c'è una piazza che è il cuore pulsante della città, che è Piazza delle Erbe, con il suo mercato molto affascinante, Bellissimo. Quindi dominata dal maestoso Palazzo della Ragione, un tempo fulcro dell'attività amministrativa cittadina. Pensa, subito dopo c'è la Piazza della Frutta e l'incantevole Piazza dei Signori, quindi a ridosso lì, splendida agorà del fascino senza tempo di questa città. Poi 1000 altre cose da vedere, ma tu lo sai, Palazzo del Bo, sede della prestigiosa università, fin dal 1222, grande, che ha visto passare tra l'altro Copernico, Galileo Galilei e Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad insignirsi di un titolo accademico. Poi c'è il caffè, potete bere un caffè, il caffè Pedrocchi, storico, insomma, a meta degli intellettuali, l'infinito Prato della Valle,
praticamente una piazza che ha una caratteristica di avere l'isola centrale ed è immensa, veramente bellissima, perché tra l'altro se la si gira si ha la possibilità anche di fare delle immense passeggiate tranquille all'interno di una città un po' trafficata anche. E poi parliamo di qualcosa che è importante e fondamentale, no? La Basilica di Sant'Antonio. Sappiamo che Padova è una città legata molto anche alla religiosità cristiana, quindi sì. all'interno della Basilica di Sant'Antonio, che è un monumento architettonico, ci sono le reliquie del santo. È imperdibile perché bisogna assolutamente visitare. Poi c'è dall'altra parte della città la superba Cappella degli Scrovegni, affrescata dal grandissimo Giotto. Posso raccontarti qualche aneddoto? Guarda, sono curioso di sentirlo, perché gli aneddoti vanno sentiti anche da chi vive le proprie città, quindi da buon padovano. Sì, assolutamente sì. Io ti giro intanto, Sì, perfetto, ecco, così è perfetto. Giro anche questa? Controlliamo? La possiamo lasciare un altro po'. Ok. Allora, dai, raccontami qualche aneddoto di Padova. Beh, intanto hai citato il Palazzo della Ragione, Sì? che è stupendo e che tuttora viene utilizzato per fare un sacco di mostre, da una caratteristica, o meglio ne ha due. La prima è il tetto, che è a chiglia di nave rovesciata, quindi è molto tipico, e la seconda cosa in realtà è cosa c'è sotto, il sottosalone, tutte le botteghe degli artigiani che producono il miglior cibo che abbiamo a Padova, e lì merita, insieme a Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe, di essere visitata per il nostro mercato. Ma quando tu vai lì a fare la spesa, no? Come li affronti tutti questi... Come li affronto, che vincono sempre loro, perché assaggia questo, prova quello, parto da casa che dovevo prendere 3 cose e torno a casa con le borse così. Qualcos'altro di Padova? Beh, un salto l'avrei fatto dal santo. Poi io mi sono laureato all'Università di Padova E quindi al Palazzo del Bo ci sono passato più di qualche volta, e c'è anche un piccolo aneddoto. All'ingresso ci sono 2 piccole colonne. Sì. Si dice che chi non è ancora laureato debba girarci intorno, perché se le attraversi non ti laureerai più. Non so dirti come vada a finire, però quello che ti posso dire è che io quelle non le ho mai attraversate. Ancora adesso? Tuttora non si sa mai. Beh, insomma, Padova insomma la conosci, no? Diciamo di sì. La Riviera del Brenta, la conosci? Sì, ed è una zona Anche quella stupenda. Stupenda, sì, perché pensa anche la Riviera del Brenta, in effetti si può partire da Padova, perché da qui si snoda proprio lungo il Brenta a una delle vie d'acque più suggestive al mondo, perché la Riviera del Brenta è costellata di dimore uniche. Regina sicuramente è Villa Pisani a Stra, il cui complesso è un monumento nazionale. Pensate che la villa fungeva da residenza estiva della nobile famiglia che vide Alvise Pisani diventare addirittura doge della Serenissima Repubblica. Quindi sai cosa vuol dire essere doge una volta, no? Poi se si prosegue si va a incontrare altre cittadine bellissime e tantissime altre residenze da scoprire navigando lungo il Rio. Villa Widman in stile rococò, che ospitò tra gli altri Goldoni e Stravinsky, la suggestiva barchessa Valmarana del 1700, superbamente decorata in maniera veramente affascinante e incantevole. Poi c'è Villa Foscari, detta la Malcontenta, progettata dal Palladio. Io credo forse sia anche l'unica villa di questa zona progettata dal Palladio, che si affaccia su uno dei punti più affascinanti del Brenta e che dal 1996 fa parte del patrimonio UNESCO del Veneto. Pensa tu quanti patrimoni ha questa regione che deve essere visitata. È meraviglioso. Diamo un'occhiata? Sì, allora direi che il nostro radicchio è pronto. Perfetto. Vediamo, bello grigliato, bello scuro, appoggiamolo pure qui. E poi andiamo a utilizzarlo. Vediamo la cipolla. Possiamo tenerla buona. Io mi sono interrotto, sai perché, Alex? Perché volevo lasciare, insomma, in ultimo in questo percorso un'altra cosa, un'altra villa che è particolarmente cara a noi. Che è questa. Villa Franceschi, insomma, Mira, è un palazzo del Settecento che, credetemi, merita essere visitato. Ah no, di più, merita essere vissuto. Insomma, tu l'hai visto, no? È un po' con le immagini, lo facciamo vivere anche voi a casa. Qui si respira quest'aria mistica della Serenissima, ma con le modernità. Atmosfera meravigliosa. Cucina di un grandissimo chef che incarna ancora la grande tradizione, che esalta le materie prime, un po' come noi che le interpretiamo, ma che sono fondamentali, no? Da qui poi, ricordiamo, si sta un attimo ad arrivare a Venezia. E quando si arriva a Venezia, quando si arriva nella città del Doge, cari signori, non ce n'è per nessuno. L'unica città conosciuta in tutto il mondo in assoluto che è praticamente ha tutte le strade
composte da vie d'acqua. Poi Incredibile. palazzi, storia, fascino, emozioni, passioni. E ricordiamo che non c'è solo però Venezia, c'è anche poi Chioggia e c'è anche Rovigo, perché Chioggia sembra molto Venezia. A Rovigo c'è tutto il parco del Delta del Po, che che per chi meraviglioso. ama proprio la parte naturalistica è il non plus ultra per poter vivere questo tipo di turismo. Quindi ricordatevi, Veneto, the land of Venice, da vivere a 360 gradi. Ho finito la mia parte poetica, passiamo alla cottura. Passiamo alla cottura. Allora, questo piatto, come ti dicevo, è un piatto del recupero, perché ha un'idea di base. Noi abbiamo cucinato questa gallina, e se questa gallina, che ormai è fredda, fosse stata del giorno prima? Ah, Bene, c'è una tradizione che in Veneto è molto presente, che è quella di fare l'insalata il giorno dopo con la gallina fredda o intiepidita, quindi la Certo. sfilacciamo, andiamo a condirla con un po' di erbe, del sale, del pepe e dell'olio e delle verdure, che questa volta sono cotte e crude. Intanto mi sporco un po' le mani e andiamo a sfilacciare buona questa mano. gallina. Se vuoi te lo faccio io intanto che tu tagli le verdure. Certo, Cosa vuoi? grazie mille. Così Allora, io torno un po' andiamo, a ti fare passo una ciotolina, Certo. andiamo Guardate, semplicemente a sfilacciarla. io volevo far vedere una cosa. Guardate come la cottura che ha attuato Alex ha fatto sì che la pelle sia rimasta intera, elastica, abbia rilasciato la parte di grasso, però si possa nel contempo anche togliere molto molto facilmente. Guardate come si toglie via in maniera molto molto easy, come si direbbe in americano. Ecco qua, guarda, questa è la parte. Posso farlo? Sì, devi Posso farlo. metterlo dentro? Certo Guardate. che sì. Vai, vai. Che bello poter utilizzare le mani quando si fanno delle ricette di carne, sia quando si fa, così si adoperano dei tagli, quindi si capisce anche cosa vuol dire il taglio crudo per capirne anche la freschezza, la tenacia, le caratteristiche, e poi poter liberare il proprio piacere, guardate, di poter sminuzzare. Vado con le mani, Con le mani devi farlo, in modo, Sminuzzare, solo così riesci ad guarda. avere la giusta sensibilità. Ma poi si riescono a togliere anche, ad esempio qui c'è un ossicino, vedi? Quindi con le mani si riesce anche a sminuzzare, ma a capire, a rendere ancora, guardate, io credo che anche a casa lo possiate capire, guardate. È fantastico. E ti devo dire anche un'altra cosa. Questa cottura ha fatto sì che il petto, questa parte che è assolutamente più tenace e anche più dura, è bella morbida perché si sfalda in maniera facilissima. Perché con la Guardate cottura lenta, come dicevamo guardate. prima, si è mollata tutta. Guardate, basta schiacciare, schiaccio un po', e guardate come si sfalda, bellissima idea. Non avrei mai pensato, Alex, di fare il barbecue una gallina. E servirla poi anche Poi quasi se- fredda, eh? Guarda, te l'ho quasi messa tutta, però mi permetti un'ultima cosa? Sì. Che quella insomma l'ho sempre fatta. Questa è la parte un po' più croccante esterna. Visto che si dice da buoni fradei si divide tutto in Veneto, no? Perché noi siamo veneti, guarda, non tanto, ma c'è Tocca a te, proprio mio, spettacolare. Bella l'idea anche di insaporire sotto la pelle. Sì, perché così sappia. andiamo a utilizzare anche proprio il grassetto che prende tutto l'aroma di sale, pepe e del rosmarino e va a trasferirlo alla carne. Spettacolare. Adesso qui invece io ho tagliato un po' di mela, un po' di sedano, essendo una verdura che cresce poi a contatto col terreno rispetto ad altre, Certo. se lo assaggiate, ha un suo sale naturale, è già saporito, ha Il una sua sedano, sapidità. sono d'accordissimo. Fra l'altro a me piace tantissimo anche crudo, proprio un'insalata anche d'estate, ma anche d'inverno se c'è. Quindi è assolutamente un bel accorgimento. Queste andiamo a condirle invece con un po' di sale, sempre un po' di pepe, Certo, allora dell'olio e l'aceto balsamico. ti recupero sempre pepe, Perfetto, sale, eccola. ok. E adesso cosa volevi? Un po' di aceto? Olio e aceto balsamico. Guarda, dimmi se va bene. A posto. E un pochino di aceto balsamico per darci la nota di acidità. Bastano un paio di gocce. Voilà. Andiamo a condire molto velocemente così e siamo pronti per montare il nostro piatto. Bene, allora ti condisci un po' questo. Io Sì. recupero il piatto. Perfetto. Recupero il piatto, recupero anche, sai cosa? Il vino. Ti sorprenderò anche col vino oggi, Alex. Lo appoggio qui intanto. Beh, così non che le vedo- altre volte tu non mi abbia sorpreso. No, vabbè, abbiamo un po' diversificato, abbiamo visitato un po' in Toscana, poi abbiamo visto il grande pregio del Prosecco, grande vanto del Veneto, quindi adesso qui invece abbiamo scelto un refosco dal peduncolo rosso. Pensa che il refosco dal peduncolo rosso, essendo un vino autoctono, prodotto
in Veneto ma anche in Friuli, Venezia e Giulia, unisce queste due regioni e fra l'altro ha anche un po' un baricentro molto importante nella zona dell'Isola Pramaggiore, vicino a Portuguaro, che è un po' la mia zona. Tu sei di Padova, io sono di questo territorio bellissimo. Colore rosso rubino e riflessi violacei. Al naso si riconoscono sentori di mora selvatica, prugna e addirittura viola. Sapido al gusto e con tannino ben presente e velutato. Io sai che questo è uno di quei vini rossi che così ha un grandissimo pregio ma si è un po' dimenticato. Quindi noi cosa facciamo? Giochiamo il carico e lo rimettiamo in gioco con un grande piatto perché merita. Allora, Per l'impiatto andiamo a prendere il nostro radicchio e lo usiamo come base. Ricordiamoci che l'idea è quella di un'insalata, anche se di insalata ormai non c'è quasi più niente. certo, ma insomma è un'insalata un po' rivisitata. Prendiamo un po' della nostra gallina, Che tu hai condito con? con un po' di sale, pepe, olio e una puntina di rosmarino. Ok, andiamo a prendere un po' del nostro misto che andrà a rinfrescare di mela e sedano. Quindi vai a giocare con la frutta, con le verdure, con il radicchio, insomma, hai giocato anche Andiamo a un po' di giocare colori con anche. acidità, con un po' di dolcezza e per finire la nostra cipolla, che in questo caso andiamo a sfogliare in modo da avere Come di petali. esattamente, abbiamo dei petali di cipolla con una parte croccante, Quella arrostita, esterna. e una parte invece che rimane più morbida e affumicata. Ah, tu capio. Una goccina di balsamico, mettila pure tu sulla cipolla, ci fa un po' da barchetta e rimane lì dentro. Vediamo qui. L'olio ce l'hai già messo. E allora, senti, ci facciamo un brindisi? Certo. Piatto di recupero, piatto con materia prima molto semplice, facilmente trovabile, ma nobilizzata da delle idee che sei stato molto bravo ad interpretare anche col grill. Bravo. Grazie. Cin cin. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata di Becchiere on Tour, sempre in compagnia di qualche bravo grill master che ci insegni e che mi insegni anche tante cose da imparare. Grazie Alex. Grazie a te. Alla prossima. Alla Ciao. prossima.